39 anni fa il primo trapianto di cuore in Italia, un anno fa il primo trapianto di cuore fermo da 20 minuti, 2 settimane fa il primo trapianto al mondo di un cuore che non ha mai smesso di battere. Taglia un traguardo eccezionale l'equipe della cardiochirurgia di Padova diretta da Gino Gerosa. 10 professionisti in sala, 2 di loro sono arrivati con il cuore, un viaggio di 3 ore, poi il trapianto su un paziente veneto di circa 60 anni. È una rivoluzione questo trapianto perché a differenza del trapianto come venivano condotti precedentemente, il cuore non viene mai fermato, sia nella fase di espianto, di prelievo, sia durante il trasporto, sia durante il successivo trapianto, il reimpianto all'interno del ricevente. Quindi è un cuore che non smette mai di battere, che non viene mai fermato. Una tecnica rivoluzionaria che riduce i rischi per l'organo e per il paziente. Questo naturalmente riduce tutti i rischi connessi al fatto di fermare il cuore, tecnicamente si dice danno da ischemia e riperfusione, migliorando quindi l'outcome dei nostri pazienti. Il paziente sta bene, è in fase di dimissione, un trapianto primo al mondo che mette a punto una nuova tecnica basata su 3 pilastri. La creatività, l'esperienza, perché è necessaria l'esperienza per poter disegnare nuovi percorsi, la creatività perché naturalmente la fantasia è fondamentale per il ricercatore per riuscire a identificare nuovi percorsi e poi il coraggio chirurgico. Tutto quanto però questi 3 pilastri, su questi 3 pilastri appoggia l'architrave dell'etica che è il momento fondante con il quale lavorare. Tanti grazie che Gino Gerosa rivolge alla sua equipe, all'ospedale, ma il primo grazie per il donatore e la sua famiglia che hanno scelto di fare diventare vita il momento della morte. Sono 850 i pazienti che in Italia attendono un trapianto di cuore, solo la metà potranno riceverlo. Per questo a Padova si continua a lavorare su vari progetti. Per cui si sta pensando ad altre strade che sono strade che si stanno già sviluppando nel mondo, quella dello xenotrapianto, la seconda quella del cuore artificiale. Padova è all'interno di questi percorsi, sempre con questa sua creatività, con questa sua capacità di essere un passo avanti agli altri.